Buongiorno e ben svegliati da 7 in punto. Una domanda che in queste giornate, dopo l'ondata di maltempo che ha distrutto gran parte dei nostri boschi, una domanda che in molti ci siamo fatti, e quasi tutti credo, è quale fine farà l'immensa distesa di tronchi falcidiati dal maltempo, da questo vento che lunedì 29 ottobre ha soffiato a 180 km/h. Per capire il dopo effetto, la dopo urgenza, la dopo emergenza, ma che resta un'emergenza, abbiamo questa mattina con noi Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura. Buongiorno, Buongiorno e a voi. benvenuto. Buongiorno. Veneto Agricoltura, lo ricordiamo, è l'organo operativo della Regione Veneto che si occupa appunto, tra le altre cose, anche di gestione delle foreste. Veneto Agricoltura è un ente strumentale economico della Regione Veneto e proprio per legge istitutiva noi gestiamo il demanio forestale della Regione Veneto, cioè tutte quelle foreste, quei boschi che sono di proprietà, che sono passati dallo Stato alle regioni nel 77 e quello che noi dobbiamo fare è gestire le attività che ci sono all'interno dei boschi demaniali della regione, ma non solo, anche il bosco stesso, quindi abbiamo la responsabilità di quelli che sono i piani economici programmati della gestione delle foreste per i tagli. Piani che sono saltati? Sono saltati parecchio, sono inevitabilmente saltati perché tanto per dare un'immagine anche geograficamente di che cosa stiamo parlando, parliamo della foresta del Cansiglio, che è la foresta più grossa che noi in termini di superficie che noi gestiamo, di circa 5.000 ettari, la sinistra Piave e destra Piave, che sono due foreste di dimensioni sicuramente più contenute, e una parte della foresta di Giazza. Quindi parliamo come aree bellunese, trevisano e tra Vicenza e Verona. La foresta di Giazza è quella che è stata sicuramente meno colpita, ha avuto degli schianti ma il vento non è stato così forte per cui in gran parte si è salvata. La sinistra e la destra Piave in effetti anche lì non ci sono stati dei grossi problemi, sì, qualche cosa sulle proprietà, qualche tegola che è volata, qualche pianta che è caduta sicuramente, ma non in maniera così drammatica. Il Cansiglio ha sicuramente sofferto più di altri perché proprio per la sua conformazione a catino il giro dell'aria ha fatto sì che qua e là in alcune macchie, non in maniera uniforme, ma ci sono delle macchie nelle quali abbiamo avuto degli schianti, sia di abete rosso che di faggio. La domanda che si pongono tutti: com'è possibile che questa forza del vento, magari non si ha la consapevolezza dei 180 km/h, può abbattere, schiantare gli alberi come se fossero degli stuzzicadenti, tant'è vero che insomma, un comico politico ha fatto anche delle battute infelici dicendo che è stata un'operazione del colosso del legno, no? Allora, questo succede normalmente, gli schianti in foresta succedono sempre per questioni di anzianità, di vecchiaia della pianta, per la questione del vento. Quindi sono cose che normalmente succedono. Quello che è successo questa volta è la dimensione che ha trattato questo tema. Se pensiamo per esempio all'altipiano di Asiago, ad altre foreste, lì c'è stato proprio una sferzata che ha raso a terra completamente. Ma anche l'Agordino, il Comelico. Sì, certo. Quindi quelle sono situazioni sporadiche che non capitano ovviamente e fortunatamente così spesso, però ci sono delle esperienze, ci sono paesi come l'Austria, la Svizzera e la Francia che hanno già avuto situazioni analoghe. Uno degli più emblematici è in Aquitania, in Francia, nel 2009, dove è successa una cosa analoga di dimensioni molto più importanti, e lì per esempio è molto interessante studiare e capire come loro hanno reagito sia per portare fuori il legno dalle foreste, sia per poi programmare la ricostruzione e la ricrescita delle foreste.
Quindi c'è stato un effetto domino, se ho capito, alcuni alberi hanno iniziato a cadere e a loro volta, magari più vecchi, più deboli, hanno come una valanga, o i più esposti, come una valanga, hanno portato a valle i tronchi. Ora lei diceva giustamente, ci troviamo di fronte a due ordini di problemi. Innanzitutto il recupero, lo smaltimento di questo legno, un'operazione che voi facevate in maniera programmata, che però bisogna fare subito e contemporaneamente. Quindi avete dovuto mettere in campo delle risorse anche umane. Sì. Quindi avete dovuto fare delle assunzioni, perché oltre a occuparvi delle vostre foreste, vi dovete occupare anche delle altre foreste in qualche modo, avete anche questa responsabilità. Allora, dividiamo in due. Per quanto riguarda la nostra diretta responsabilità, cioè noi come, tra virgolette, agricoltori, per le foreste che ci competono, il nostro dovere era quello di iniziare a togliere le piante dal bosco, soprattutto quelle che soffrono di più. Il faggio è molto più delicato rispetto all'abete rosso, il faggio è un legno sicuramente più pregiato rispetto all'abete rosso. Quindi la prima cosa che noi abbiamo fatto è organizzare per togliere questo legno dalle foreste. Devo dire che noi siamo partiti, fortunatamente per la situazione nella quale il Cansiglio si è trovata, quindi non un grande disastro, le strade siamo riusciti a liberarle molto velocemente con i nostri uomini, non ci sono stati particolari problemi alle infrastrutture, sì, è mancata l'energia, è mancato per alcuni giorni i telefoni eccetera come altri, però sicuramente una zona che è stata salvata rispetto ad altre situazioni. Tenete conto che noi in Cansiglio abbiamo stimato 25.000 metri cubi di legno schiantato. Quando si parla in questo caso di legno schiantato, 25.000 metri cubi, ecco, faccio una piccola parentesi, quando si parla in foresta di legno si parla di metri cubi e si intende sempre metri cubi utilizzabili, quindi non si parla mai tronco, non si parla mai di piante, perché quindi mai le foglie, mai la parte dei rami, però anche mai quella le parte foglie. lì va asportata. Sì, però come riferimento si parla di metri cubi di legno utilizzabile. Tenete presente che quello che noi normalmente ogni anno tagliamo in Cansiglio è di circa 10-12 mila metri cubi, quindi abbiamo avuto 2 anni di piante che sono cadute. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo convocato tutte le imprese boschive con le quali noi negli anni abbiamo collaborato, sono circa una decina, a tutti abbiamo dato la stessa opportunità e a tutti abbiamo chiesto di intervenire immediatamente. In Cansiglio è già una settimana che ci sono 10 imprese boschive che stanno raccogliendo il legno nel bosco, perché non si deve perdere tempo. Questo è un elemento assolutamente determinante. Certo, il Cansiglio... Questo perché? Perché il legno può marcire e quindi non è più riutilizzabile, o perché il legno marcendo può creare un problema anche all'ambiente? No, perché si deteriora e quindi marcendo il legno non è più utilizzabile. Come ho detto prima, il faggio può restare in bosco pochissimo tempo, qualche mese, l'abete rosso sicuramente di più. Tutti parlano, io non sono il grande esperto, però mi sono documentato, tutti parlano che il tempo limite per raccogliere il legno e per non buttare via risorse è agosto del 2019. Lei tenga presente che se parliamo di 1,5 milioni di metri cubi di legno da recuperare da qua ad agosto, e poniamo solo, per esempio, solo come riferimento... Posso chiederle, perché magari 1,5 milioni di metri cubi, come diceva lei prima, rende e non rende. Quanti tronchi possono essere? Quanti alberi possono essere? Guardi, stiamo parlando di ipotesi, no? Milioni di alberi per 1 milione di metri cubi? Stiamo parlando di oltre una decina di milioni di alberi, esatto. Stiamo parlando di oltre una decina di milioni di alberi. È un parametro che è più comprensibile. Esatto, però stiamo raccogliendo i numeri, quindi siamo ancora nel mondo delle ipotesi, assolutamente nel mondo delle ipotesi. Però non inferiore ai 10 milioni di alberi? No, non credo che sia inferiore dalle informazioni che ci sono giunte. Adesso c'è Avepa, che è l'altra agenzia della Regione Veneto, che sta lavorando per cercare di comparare la situazione attuale con quella che c'era prima, per valutare quantomeno le superfici e le piante che sono cadute, quindi i metri cubi utilizzabili. Dicevo prima che
Se la scadenza nel mondo forestale per questi avvenimenti e recuperare il legno e poterlo riutilizzare è agosto del 2019, il patrimonio che è schiantato il 29 di ottobre vale circa, può valere, facciamo un valore approssimativo, 300 milioni di euro, diviso 300 giorni, sono 100.000 euro al giorno. Sono 100.000 euro al giorno che ogni giorno che si perde si buttano via 100.000 euro di legno. Quindi è importante coinvolgere più aziende possibile perché ciascuna faccia un pezzo del lavoro? Sono importanti due cose. Uno, organizzare in modo che i prezzi del legno non precipitino, perché in questo momento nel quale c'è molta offerta, la legge del mercato fa scendere il prezzo del legno. Quindi cercare di calmierare e di organizzare perché non siano i singoli che vanno a vendere il legno, ma che ci sia un'organizzazione. E qua la Regione sta sicuramente lavorando per trovare le soluzioni in questa organizzazione. Quindi venderlo a dei prezzi che possano essere minimo remunerativi, perché ci sono dei comuni, ci sono delle regole, ci sono dei proprietari che hanno perso un capitale immenso in questo avvenimento. Ci può essere in questa fase una sorta di provvedimento d'urgenza per cui chi lo recupera si fa carico delle operazioni di recupero e magari paga meno il legno? Cioè, allora, data l'eccezionalità dell'evento. Tenga presente che il prezzo del legno sicuramente cala, anche solo per il fatto che se tu vai a fare i tagli normali, quelli che programmi, questi tagli tu li fai in funzione di alcuni fattori. Dei costi anche. Con dei costi, ma anche in funzione di alcuni fattori. Per esempio, uno dei fattori determinanti è riuscire di avere dei sentieri, delle strade silvopastorali, cioè quelle strade che entrano nel bosco, lungo le quali arrivano i mezzi per andare a tagliare. Invece gli schianti sono stati ovunque, quindi essendo ovunque tu devi andare a prendere. Intanto c'è il problema delle tensioni del legno, cioè ogni pianta che è schiantata ha delle tensioni intrinseche per cui tu quando la vai a tagliare liberi queste tensioni, quindi anche il solo fatto di tagliare la pianta per poterla caricare e portarla via, bisogna che questo sia fatto con grande esperienza da parte degli operatori. Questo è il primo elemento che costa di più. Il secondo elemento che costa di più è che le piante sono dovunque e quindi non hai la possibilità di avvicinarti, quindi devi usare teleferiche, devi usare mezzi particolari per poterla portare fuori. Quindi per questo sicuramente costa di più. Quindi il valore che si può effettivamente recuperare è ridotto rispetto a quello storico che ci può essere. Che deve fare una compensazione con il costo del recupero. Certo, cioè le imprese devono lavorare, quindi tutti questi elementi hanno bisogno di trovare un coordinamento, però ripeto, è assolutamente determinante che si parta velocemente, non è un problema di neve, non è un problema di ghiaccio, bisogna partire velocemente. Credo che in alcune aree si sia partiti, le aree sicuramente più devastate sia difficile, anche perché ci sono problemi di comunicazione anche nelle vie normali. Stanno operando magari i vigili del fuoco, la protezione civile, i forestali? Beh certo, stanno lavorando là tutti, noi abbiamo anche, essendo Veneto Agricoltura l'ente che ha assorbito con il 1° di gennaio le attività dei servizi forestali, noi abbiamo circa 600 operai nel Veneto che fanno le attività di servizio forestale, quindi di manutenzione di quella che è la montagna nella sostanza. Ovviamente dal 29 stesso, anche se pioveva, di ottobre, noi abbiamo delle squadre che hanno lasciato i cantieri tradizionali sui quali stanno lavorando per mettersi a disposizione. Quindi intervengono anche nei boschi privati? Noi interveniamo intanto a supporto della protezione civile, quindi noi abbiamo, nel caso del Bellunese per esempio, la direzione delle foreste di Belluno, il dottor Sommavilla, che attraverso i suoi direttori dei lavori coordina le attività e noi mettiamo a disposizione, fin da subito abbiamo messo a disposizione tutte le squadre del Bellunese, tutte le squadre del Trevisano per dare supporto, perché c'era inizialmente la necessità di togliere gli alberi dalle strade.
Successivamente c'è bisogno di cominciare anche a lavorare negli alvei per cominciare a far scorrere meglio sì, perché la l'acqua. diga E quindi noi abbiamo Alleghe uomini... è un esempio eclatante, sì, certo. è un mare di tronchi. Sì, certo, esatto. E quindi siamo molto impegnati sotto la guida della Regione ad intervenire in questo modo, tanto che adesso ho firmato una disposizione per un allungamento di giornate di lavoro degli operai stagionali, in modo da arrivare quanto più possibile fino alla fine dell'anno. Faccia conto che loro avrebbero già finito proprio questa settimana le giornate. Basta un allungamento degli stagionali o dovete anche incrementare? Perché come diceva bisogna fare presto, quindi più persone contemporaneamente. Ecco, teniamo presente che noi siamo a supporto in questo momento di quelle che sono le necessità della protezione civile. Noi non siamo ancora andati in bosco, non è questo quello che noi oggi dobbiamo fare, perché è inutile andare in bosco a recuperare le piante, primo se non hai le attrezzature non sono così facili da trovare, noi non le abbiamo, ci vogliono degli harvester che sono delle macchine che prendono la pianta e tolgono tutti i rami in più e la tagliano a pezzi pronta per essere caricata. Noi non abbiamo attrezzature di questo tipo, non siamo attrezzati per farlo e le imprese boschive devono fare questo tipo di lavoro. Noi ci mettiamo a disposizione la protezione civile per quello che può essere necessario con tutti i nostri uomini. È sufficiente un'estensione delle giornate perché noi lavoriamo ad anni solari, quindi fino al 31 dicembre 2018, poi ripartiremo col 2019. Tenga conto che però i lavori in alveo, cioè nei fiumi, nei torrenti, hanno una stagionalità. Nel periodo troppo freddo non si riesce a lavorare proprio perché l'acqua è ghiacciata e quindi le opere sono difficili. In questo caso c'è un rischio di uno stop dei lavori di recupero se dovesse nevicare, cioè c'è il rischio che bisogna fermare tutto e ripartire, non lo so, a febbraio, o necessariamente bisognerà comunque andare avanti con l'attività di recupero del legno laddove possibile, laddove le condizioni climatiche anche difficili però lo consentano. Questa seconda. Tenga presente che uno dei più grandi, o forse il più grande produttore di legno in Europa è la Polonia. I paesi del centro-nord Europa sono i più grandi produttori di legno perché hanno le più grandi foreste d'Europa. Nessuno di quelli si ferma certamente né per il ghiaccio né per il freddo. Il ghiaccio e il freddo, soprattutto il ghiaccio, possono fermare i mezzi se le strade sono ghiacciate, ma se si lavora in maniera organizzata. Io per esempio sono in contatto con una grossa impresa svizzera, per esempio, che potrebbe, ha già dato la sua disponibilità, ma ad oggi non sta assolutamente lavorando, sta aspettando che le cose possano partire. Loro sono disponibili ad arrivare con 10 squadre dall'inizio di gennaio fino ad agosto a portare via metri cubi di legno. Lei ha anticipato un tema che è un po' una preoccupazione che è emersa in questi giorni di emergenza, il fatto che questo patrimonio, visto che è stato schiantato, che è un patrimonio, che è il legno, possa finire nelle mani di aziende estere, in qualche modo non invece essere un patrimonio utilizzato dalle aziende locali. Però è vero, e lei lo sta confermando, che magari le aziende locali nostre non sono pronte a una tale mole di legname. Qual è la situazione? All'inizio si parlava appunto del fatto che l'Austria avrebbe fagocitato, no, gran parte di questo materiale, poi è stato ribadito anche dalla politica, prima le aziende del territorio, anzi incentivare a riaprire alcune attività. Plausibilmente da esperto, visto i tempi stretti di recupero, quale sarà la situazione? Lei mi sta citando un'azienda svizzera. Allora, per quanto riguarda il prelievo del legno dalle foreste, le imprese venete che hanno lavorato in Veneto possono essere carenti di attrezzature e qui sicuramente ci sarà bisogno di aiutare negli investimenti, però abbiamo sicuramente le competenze. L'Austria, che è sempre nominata in questi casi, è il cliente del legno che viene tagliato normalmente nel Veneto. È inutile che ci nascondiamo. Perché? Perché ha una capacità di produzione in termini di segherie che noi proprio non riusciamo minimamente ad immaginare. Io sono andato a visitare una segheria in Stiria
produce una quantità può gestire una quantità di legno che è una sola segheria, che è superiore a 5 volte alla produzione normale di tutto il Veneto, quindi stiamo parlando di dimensioni completamente diverse. Quindi lei mi dice che noi andiamo a vendere il legno solitamente all'Austria per poi ricomprarlo per quello che ci serve? Questo succede molto spesso, non che noi nel nostro caso, per esempio, come per fare un esempio, quello di Veneto Agricoltura, noi vendiamo il legno alle imprese boschive. Le imprese boschive hanno quelle certe particelle e in quel certo periodo dell'anno vanno a tagliare le piante che noi gli diciamo di andare a tagliare. Sto parlando di normalità e non di questa situazione. Certo, che cosa ne facciano le nostre imprese boschive del legno che tagliano? Ove possibile lo vendono localmente, vedi l'esempio col faggio di Itlas che lo usa per fare le assi del Cansiglio, per fare i pavimenti col marchio delle assi del Cansiglio, ma la grande maggioranza del legno che viene prodotto nel Veneto che viene tagliato quindi dalle imprese venete, viene acquistato dall'Austria. Perché? Perché le nostre segherie non sono così attrezzate, non sono così forti, non sono così potenti come invece quelle austriache. Quindi... E in questo passaggio ci conviene poi ricomprare il legno dato che non lo possiamo trasformare o ci converrebbe incentivare questo tipo di produzione, fare delle segherie capaci di lavorare il proprio legno per poi tenerlo nel mercato? Guardi, italiano. Io sono pragmatico infatti, e quindi non voglio raccontare una cosa per un'altra. Io ho visto che cosa vuol dire lavorare centinaia di migliaia di metri cubi di legno. È impensabile che ci sia una qualunque nostra nuova segheria che per il periodo che ci serve della primavera sia in grado di essere installata e possa lavorare. Quindi questo problema va tenuto molto attenzionato. Può essere da monito per sviluppare un comparto che magari abbiamo dimenticato? Questo assolutamente non sì. per questa emergenza, però questa emergenza ci fa capire che possiamo avere uno sviluppo anche in montagna di questo lavoro, quindi nuove imprese che possano consorziarsi e fare una segheria come quella austriaca, ecco. Questo assolutamente sì, noi dobbiamo imparare da questa esperienza, primo quanto vale il capitale che noi abbiamo nelle foreste, perché nel Veneto se parliamo di 400.000 ettari di foreste è un capitale enorme che noi stiamo utilizzando quasi a zero, con un potenziale invece che è incredibile e questa deve essere l'occasione, uno, per riuscire a capire e ad investire in questo mondo forestale, mondo che è sicuramente stato dimenticato dallo Stato, dalle diverse regioni eccetera negli anni passati, ma ha bisogno assolutamente di creare un volano e una redditività che è assolutamente indispensabile. Diciamo, prendere l'esperienza di chi è più bravo di noi, averlo come benchmark, come riferimento, è assolutamente determinante ed importante. Però visto che gli alberi ce li abbiamo. Visto che gli alberi assolutamente ce li abbiamo. Se non li avessimo. In questa fase qua, come ha detto lei molto bene, è molto importante che ci sia una regia, che ci sia un coordinamento per fare bene le cose, altrimenti rischiamo che per premura o per incapacità di alcuni esattamente questi... Facciamo dei regali. Sì, questi chiamiamoli approfittatori, queste società che possono avere la capacità di entrare, arrivano nel Veneto e si portano via del legname molto prezioso a 4 soldi, cioè ci sono delle situazioni. Allora, paradossali, perché dobbiamo anche ringraziarli che ci liberano la foresta di questi tronchi. E invece dobbiamo essere capaci di fare squadra, dobbiamo essere capaci di mettere tutti i soggetti attorno ad un tavolo e capire come gestire questo rapporto, perché è inevitabile che arrivino gli stranieri. Però anche sviluppare una prospettiva futura, insomma. Esatto, cioè da qua costruire un progetto, abbiamo avuto un problema, dobbiamo fare in modo che questo problema diventi un'opportunità, di ricchezza per il Veneto, per le nostre imprese che possano crescere, che possano avere delle agevolazioni, che possano fare degli investimenti, che possano arrivare a quelle segherie di cui si parlava, che possano arrivare ad avere quelle attrezzature che sono necessarie. È indispensabile investire anche nel bosco con le strade silvopastoriali, perché noi dobbiamo arrivare in mezzo al bosco per andare a prendere il legno.
Questa è la fase d'emergenza, poi bisogna ripiantare gli alberi. Anche ripiantare gli alberi vorrebbe dire mettere in moto un meccanismo, perché ogni anno si piantano degli alberi, si tolgono quelli vecchi, si recupera il legno, cioè rifar vivere la foresta di cui ci siamo un po' dimenticati, che questa tragedia in qualche modo ci ha fatto capire che abbiamo un patrimonio che non può autoalimentarsi, cioè non è che l'abete si autosemina, perché ho sentito anche dire che appunto tanti abeti perché in qualche modo si sono autoalimentati. Il progetto di una ripiantumazione diciamo concertata, studiata, pianificata, come avverrà la ricostruzione? Questo è un aspetto nel quale con orgoglio mi sento di dire che Veneto Agricoltura certamente deve assolutamente avere un ruolo determinante. Perché la ricrescita degli alberi avviene anche naturalmente. Tenga presente che quando, faccio l'esempio del Cansiglio perché lo conosco, se noi tagliamo 12.000 metri cubi di legno all'anno abbiamo una ricrescita ogni anno di circa 20-25.000 metri cubi. Con un guadagno di 13.000. Vuol dire che noi tagliamo metà di quello che le piante crescono. Certo. Però perché il bosco viva, perché la foresta sia produttiva, perché sia gestita, le piante vanno tagliate, perché c'è una ricrescita naturale. Come? Come i capelli? Come i capelli, assolutamente sì. I capelli, a differenza delle foreste, non hanno gli animali. Gli animali, che cosa può succedere con gli animali in questa situazione? È una domanda per esempio che mi faceva un giornalista domenica mattina. Ma gli animali sono sopravvissuti o quante carcasse No, ci sono? Gli animali, qualche animale sicuramente è morto, però diciamo che questa è una grande opportunità per gli animali, è una grandissima opportunità per esempio per gli ungulati, quindi stiamo parlando per esempio dei cervi, i cervi che si trovano queste radure più aperte, loro si trovano felici in mezzo a queste radure, per due ragioni: primo perché loro amano anche questi spazi aperti, due perché le piante che naturalmente crescono loro le mangiano. Se lei va in Cansiglio, dove abbiamo una popolazione di cervi incredibilmente alta, parliamo di 5-6 mila capi, lei non trova una ricrescita naturale all'interno del bosco dove ci sia il cervo, perché ci sono delle piante alte 50 centimetri che hanno 5 anni. Le stesse piante messe all'interno di un recinto sono alte 4 metri. Questo vuol dire che anche in un progetto di ripiantumazione bisogna tener conto di questo, perché piante giovani rischia che gli animali se le mangino. Perfettamente così. E quindi, la vostra esperienza di laboratorio, di ricerca, porterà a... Come rinasceranno questi boschi secondo lei? Allora, questo dovrà essere visto e gestito, ci saranno sicuramente delle situazioni che possono essere diverse da area ad area. Però è sicuramente assolutamente indispensabile che le piante vengano piantate con una certa logica. Perché dico Veneto Agricoltura in maniera perché siete anche un centro di orgogliosa? Studio, di ricerca? Perché noi abbiamo, per esempio, a Montecchio Precalcino e nel Cansiglio a Pian di Spin, abbiamo dei vivai che sicuramente non sono sufficienti, ma potremo far ripartire il vivaio di Sospirolo, per esempio, dove noi produciamo delle piante certificate, che siano autoctone veneto e certificate, quindi sappiamo dove andare a prendere il seme lo piantiamo, facciamo crescere la piantina, sempre eccetera. abeti oppure... No, noi lo facciamo per tutte le piante che sono autoctone del Veneto. Lei... Si può fare e ci siamo già mossi per poterlo fare con gli abeti rossi e con i faggi e con alcune piante. Sono quelli le piante che vanno nei boschi di montagna o si possono pensare a altre specie? No, ma si può pensare anche ad altre specie di piante, indubbiamente, però dobbiamo farlo in maniera concertata. Chiaro, certo. Dobbiamo capire che non possiamo mettere una pianta che non ha alcun senso, certo. Ma soprattutto quello che io... Che non resista poi anche in un certo clima, cioè deve avere tutta una sua dinamica. Sì, però io prego che non avvengano, che non arrivino piante dall'estero. Non possono e non devono arrivare piante dall'estero nella nostra regione. Che rischio ci potrebbe essere? Allora, intanto sono piante che hanno caratteristiche diverse e possono portare delle malattie che a noi qua che poi si possono diffondere. E poi le nostre foreste hanno una loro caratteristica e questa caratteristica meravigliosa di paesaggio noi non la possiamo cambiare. Non credo che possiamo mettere il banano arrivino in montagna. C'è questo rischio? No, sicuramente il banano è un esempio esatto. esatto. Però qualcosa di simile, esatto. perché magari costa meno?
Bah, insomma, adesso perché magari si cerca di recuperare una redditività delle piante oltre al legno anche dal frutto, ma questo si può fare, l'importante è che sia uno concertato, due che siano piante certificate. E che rispettino Assolutamente, noi abbiamo un paesaggio che deve essere difeso montagna. completamente. Io ringrazio per tutte queste preziose indicazioni Alberto Negro, direttore di Veneto Agricoltura, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, torniamo in diretta lunedì mattina, grazie, arrivederci.